Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano ragazzi, quinta gara del filotto, speriamo bene. Burn purtroppo qualificazioni un po' così, 12° posto, ma possiamo tranquillamente recuperare. Anche se portiamo a casa il filotto comendiano ci sono tantissime chance di arrivare primi in classifica, però se Marquez arriva, no Lorenzo, se Lorenzo arriva, sì ciao, vabbè, non mi ricordo, insomma sono uno stronzo, arriva comunque secondo tra Lorenzo e tra Marquez e Pedrosa, io primo, comunque sono secondo a 2 punti. Speriamo bene ragazzi, tensione altissima perché ripeto devo vincere assolutamente anche la quinta, e poi c'ho Misano, Aragon, Motegi, Sepang, Valencia, devo fare veramente il miracolo perché comunque anche se vado in primo sono pochi punti, quindi non posso gestire un cazzo e devo comunque fare grandi cose. Babon raga, andiamo, Gran Premio di Brno, per la scala reale, vai per la scala reale, vai per la scala reale. Vai come? Dai come, bravo. Prendiamoci subito le posizioni, per cortesia. Patatone, ciao Patatone. E Rossi deve rubare posizioni ai primi 3 a Lorenzo, Marquez e Pedrosa. È quarto per il momento. Anche l'autista. Ecco l'autista. Mamma mia che bagarre, mamma che bagarre. No, porco no. Come? Dai, come non bravo, come non vola. Vola come quinto posto. Dobbiamo anche svegliarci, perché se vogliamo vincere dobbiamo subito recuperare dei primi, che se poi scappano via so cazzi. Ho bisogno del filotto. Della quinta sinfonia. Buono. Il Magnifico è terzo e secondo, bene, ma anche il Magnifico ruba punti, che ci siamo in 3 in 11, 4 piloti in 11 punti. Lorenzo è l'ultimo di questi qua, quindi è meglio che è davanti comunque l'ultimo. Marquez ragazzi, Marquez vuole vincere questo mondiale, 2 vittorie per Marquez, 1 per Lorenzo nei 3 anni comendiani. E come fa la staccatona della vita, invece no, va a frenare troppo, va a cagare. Questa pausa romana mi ha un po' scombussolato le idee. Il come supera Lorenzo ed è a caccia di Marco Marchetto. Eccolo qua sul passo su Marquez. Ancora Marquez, lotta all'ultimo. Mamma mia che sfida raga, che sfida. Come se ne deve andare, però voglio stare tranquillo in questi ultimi giro e mezzo. Per piacere. Andiamo a portare a casa una vittoria fondamentale, la quinta per il poker. Ho bisogno del poker comendiano, lo pretendo. Dai Lorenzo, supera Marquez, provaci. Queste sono le mie gare, nessuno può vincere nelle mie gare. La prossima Misano, gara di cross e delizia. Ho fatto belle vittorie ma anche sconfitte rovinose. L'unica cosa che devo fare per la prossima gara è vincere. Se vinco anche Misano sarebbe bellissimo, però non è più una gara del filotto, non è più una delle mie gare. E inizia il final.
là, Cubendiano. Con Marquez sempre secondo. Dai, come portacela a casa. Porta a casa, quinta vittoria. It's incredible, Kuma. It's incredible, Kuma. Dai che l'inglese è sempre in noi, ragazzi, lo sapete. Se volete imparare l'inglese, vai Kuma. Banattere il Kuma. L'inglese vai Kuma. Dai che vogliamo la scala reale. Vogliamo la scala reale. Grande Kuma. Perfetto. Signori, siamo vicini alla gloria eterna con il nuovo poker. In 2 anni 10 vittorie in queste 5 meravigliose gare. Signori, che veneziano. Signori, this is Kuma! Altra vittoria. Quinta di fila. Sesta stagionale. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Vediamo la classifica. Veneziano è a -2. L'avevo detto. Pedrosa un po' più indietro, ma Marquez è ancora prima dopo il filotto. Marquez è devastante. Ok, siamo a 78 di livello. Premiazione adesso a Misano. Inizia la seconda parte del mondiale, quella che deve portarmi a vincere il primo titolo irridato. Raga, un saluto da Cubendo. Veneziano. Ciao. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.